SOS Medici di Famiglia, professione, anzi di più, missione. Il dottore, come il parroco, è uno dei pilastri della società, ma nel Veneto del terzo millennio bisogna fare i conti con un'allarmante siccità sanitaria. Per troppo tempo i corsi di formazione specifica hanno prodotto pochi medici di medicina generale, col risultato che oggi, solo nell'area dell'Ul-Sottoberica, mancano 108 dottori, con migliaia di pazienti che sono rimasti scoperti. Come affrontare l'emergenza? Aumentando il numero dei medici diplomati nei corsi di formazione specifica? Beh, troppo tardi, ma finalmente in Veneto è stato fatto. Il problema è che il corso è triennale e prima di avere un vantaggio bisogna aspettare il 2024, il tempo che i nuovi dottori si formino. Intanto però si può allargare il numero degli assistiti che i medici al primo anno di formazione possono seguire, portando il tetto da 650 pazienti a 1000 e poi a 1200 per i medici specializzandi al secondo e terzo anno. Assolutamente sì, è una proposta che già nello scorso anno la mia azienda aveva portato avanti. Bene, adesso questa proposta approda in Consiglio regionale. Intanto in alcune zone la carenza di medici è particolarmente critica, come a Torri di Quartesola oppure nel Basso Vicentino, tanto che i sindaci hanno chiesto all'Ulsotto di prendere in mano la situazione, di andare sul posto e parlare con i medici aprendo un confronto. Ed è quello che stiamo facendo esattamente in questo momento. Portiamo la voce dei sindaci all'Ulsotto e il direttore generale ci assicura che il confronto è aperto. Quotidianamente persone dedicate a questo tipo di programmazione sono nei comuni e parlano con i sindaci. Non è solo questione di trovare spazi, perché gli spazi adesso ci sono. Non è solo questione di spazi che i sindaci stanno comunque cercando per creare delle medicine di gruppo in cui i dottori possano condividere ambulatori, servizi, razionalizzare i costi. Il problema è che gli spazi vanno poi riempiti con i medici che oggi non ci sono. La situazione è critica. Sì, la situazione è sicuramente critica perché è legata ai numeri, cioè quindi alla mancanza delle figure professionali. Ma le situazioni complicate devono stimolare anche la possibilità di prospettive a brevissimo termine, perché i medici mancano oggi. Quindi noi siamo impegnati in questo.